Una settantina di manufatti ex Isola provenienti dai maggiori centri di produzione della Sardegna. Narami è il titolo della mostra, un racconto articolato in 3 sezioni. Una è dedicata alle prime collaborazioni fra artisti, designer, creativi, artigiani, sperimentazioni che hanno rinnovato l'iconografia tradizionale del tappeto sardo. Sono presenti opere dei grandi del Novecento sardo come Maria Lai, Costantino Nivola, Giovanni Ciusaromagna, Eugenio Tavolara, Aldo Contini e tanti altri che poi sono seguiti in questa progettazione di sperimentazione e di collaborazione con gli artigiani. La sala centrale del Museo Muraz ospita i manufatti più legati alla tradizione classica del tappeto in Sardegna. Il tappeto è realizzato attraverso il telaio orizzontale e verticale e attraverso le più diffuse tecniche di tessitura. Mentre la terza parte racconta quella che è la storia della coperta sarda, che è poi l'antesignano del tappeto come lo intendiamo noi nei giorni nostri. La mostra, finanziata da Comune, Regione e Fondazione di Sardegna, resterà aperta fino al 29 settembre. Non sarà l'unico appuntamento estivo legato all'artigianato tipico. Sì, la mostra anticipa l'edizione di quest'anno di Tessingiu, che è la mostra dell'artigianato artistico sardo. Le due mostre si sovrapporranno e daranno un ampio spettro di quella che è la produzione artigianale della Sardegna. Più avanti un altro progetto legato alla valorizzazione dell'arte tessile porterà il tappeto di Samoreo fino agli Stati Uniti.